Benvenuti da Telaltobut, voi alle Sabide 13 di agosto del 2022 e finalmente a Paluzza al torno il Palio da Stiarogiules. Vi odin allora la sfilare di Miss Palio. Non ci sono solo umani, vedo anche qualche animaletto pronto in coda. Ecco. Allora, quest'anno non ci saranno due sfilate, ci sarà un'unica sfilata in abito carnico, oppure volendo anche in intimo, ma visto le temperature mi auguro di no. E le coppie sfileranno una sola volta lungo la passerella e passeranno le prime 6 che andranno in finale, delle quali vinceranno le prime 3. Allora, chiediamo sempre il nostro aiuto del pubblico, quindi avremo bisogno di 5 volontari per fare la giuria. Allora dai, ne troviamo 3 di super mani alzate, dai, Anini, vieni. Allora io non mi vedo benissimo, quindi sì, tu che sei, vieni. Lui ci vuole un maschio, dai. 1, 2, qualche altro volontario di qua. Anini, passa qui, dai. Vai. Allora. E siamo a 3. Ancora 2. Laggiù. Bene. Ho giudicato. Vai, vieni. Eccoci. Allora la giuria avrà la sua lavagnetta. Potrà votare da 0, mi auguro di no, fino a un massimo di 5 punti per ogni concorrente. Eccoci qua, buonasera a tutti, al nostro Tip Network qua di Telaltobut, sempre presente qui in questa favolosa bellissima piazza in compagnia di tutta questa bellissima gente. Fatevi un applauso, cari amici, cari ospiti, cari gente, noi che siamo ospiti di gente unica, siamo naturalmente in una vallata, una splendida vallata, ma soprattutto in una bellissima Carnia, una Carnia che noi adoriamo e vogliamo che anche voi riusciste ad adorarla come noi. Eccola là. Allora, cosa facciamo oggi qui? Siamo sintetici, scusate, siamo sintetici. Una cosa molto importante, mi raccomando cari amici, chiaro che la serata delle Miss con le ragazze, poi con i ragazzi, c'è un momento di fascino, un momento di bellezza, c'è un momento di bellezza maschile, ma c'è soprattutto un momento di bellezza femminile, no? E allora quindi sfuggono parole, sfuggono misteri che poi naturalmente bisogna concentrarli e condensarli solo in questa sera. E quindi se c'è qualcuno sensibile, qualche donna sensibile a qualche magari così esternazione, magari un po' violenta, lo dica subito, si alzi, si faccia vedere. Eccola lì con noi, eccola qua, vieni qua. Abbiamo una sensibile, eccola qua. No. Lei da dove viene? Di Treppo. Di Treppo, incredibile, allora non è sensibile, è molto esagerata. Allora, cara Gaia, scusate, ho detto 4 parole ed ora si inizia, prego. La ringrazio. Prego. Allora io a mia volta do la parola a Matilde che ha l'elenco delle contrade con i nomi. Matilde, bella ragazza di Paluzza, guardatela e fategli un applauso a questa bella ragazza di Paluzza. Eccola lì, non essere timida, vai avanti, vogliono vederti, vai avanti, dai. Signori, siamo pronti per fare entrare la prima contrada, la contrada di Cleulis. Prego, entrate. Abbiamo Giorgia Puntel insieme a Matteo Smaniotto. Lei ha 18 anni ed è una studentessa del liceo di Scienze Umane e come hobby ha la pallavolo. Lui invece ha 21 anni, è operaio e il suo hobby è andare in moto. Eccoli lì, un applauso a questa bella coppia che sfila in questa serata qui a Paluzza con la capretta. No, voi la chiarutta, bene? Sì, ma Giorgio! No, voi la chiarutta. Lei a lei e lui la vado scorso. Invece chiama canta il genere. Mi sa che la chiama qui è un gruppo pesante.
sai che parlo a me. L'uomo, vedete che l'uomo oggi in questa serata è molto leggero, si baciano, incredibile, incredibile. Questa è una coppia aperta, quindi si possono baciare allegramente e fanno vedere il loro amore, la loro vita. Ecco, fate ancora un giretto, facete come un giretto, approfittate di questa serata per farvi vedere la bellezza e poi soprattutto la gerla, le legna, il sudore che un tempo i nostri vecchi facevano quando andavano per i prati e per i boschi. Eccoli lì, eccoli lì. Ancora un applauso a questi due fantastici ragazzi. Facciamo un bel applauso a molto bene, molto bene, molto bene. I giudici sono pronti a dare loro una votazione. Ah, guardate, abbiamo una giuria stasera. Abbiamo una giuria stasera che fa paura. Chi l'ha scelta? Siete pronti? Tu l'hai scelta e tu? Incredibile. Abbiamo una giuria. Vediamo la giuria. Maringia, mi raccomando, vediamo. Quanto hai messo? Sì, ma piace il picture per la scritta. No, qui si gioca. Di Cleulis, tu se metti ai due, No, 5. Fino a 5. Attenzione, boh, perfetto. Adesso fanno un giro dalla mamma, vedere la nonna, un applauso dalla nonna. Adesso vediamo, la capretta vuole andare a conquistare il cagnolino sotto, lasciaile là, bella, e via, vediamo la giuria. 3, 5 e poi dice 4, 3 e 4 per un totale di 19. Benissimo, 19 grazie. punti per questa coppia clemolana, no? Sì, la Cleulis, arrivi la Cleulis. Mentre Cleulis, Sapete dov'è Cleulis? Cleulis è qua su sopra a 950 metri, là dove non osano le aquile. è pronta ora la contrada di Pardaur con Anna Dosso e Matteo Negri. Lei ha 21 anni, è una studentessa, studia economia e lavora come cameriera alle Profe e il suo hobby è sciare e camminare in montagna. Eccoli lì! Lasciami finire, non sai. Lui invece ha 22 anni ed è uno studente di design della moda. Attenzione, oltre ad adorare la moda ovviamente ama la fotografia, il disegno, la cucina e lo sport. Ma non sono da soli oggi, sono accompagnati da Sebastiano che accompagnano sulla slitta. Eccoli là, appena scesi dallo Zoncolan, incredibile! C'è ancora neve sullo Zoncolan! Fino adesso hanno sciato questa bellissima coppia con questo bel... Ragazzi, come mi ha domandato Luca si chiama il frutto, attenzione! Ma... Vedi, sentiamo un attimo la voce di questi ragazzi qua perché non si possono sfilare. Ecco, lei che si chiama, l'ho già detto, ma vogliamo sentire dalla tua bella calda voce. Anna. E tu c'è tu? Candalosi di partigiano? Sebastiano, Trojans? 7 anni, 7 anni, traduco per coloro che non sanno il friulano, il carnico, tu? Matteo, benissimo, questa bella coppia, appena uscita, appena arrivati, questo qua è uno sci di fondo, quelli vecchi di una volta, guardate qua, incredibile, stato sciare? Che dice? Sicuramente dell'Aldo Moro anche lei, certamente, non mi sa, ecco. Va bene ragazzi, bellissimi, più che mai, un applauso a questa bellissima coppia, girasci. Vediamo la giuria cosa dice. Allora la giuria dice un 5, un 3, un 4, un 3 e un 4 per un totale di 19. Anche prima. 19, pari, bene, dai con plan, mi raccomandi. Facciamo un applauso alla contrada di mi raccomandi, plan, mentre si prepara la contrada vincente. Facciamo pure entrare Sofia Muser e Flisizzo Luca. Un applauso signori. Lei ha 15 anni e studia al liceo scientifico e il suo hobby è leggere e cucinare. Lui invece ha 21 anni, è uno studente di psicologia, ama la corsa e la lettura. Anil, se no
Piadazza muri ricche di fama, disse Maria Plotner-Menti, portatrice carnica, medaglia d'oro al valore militare. Questa sera la contrada di Cente, con gli abiti indossati da Sofia e Luca, vogliono ricordare le portatrici carniche e gli alpini che hanno combattuto sul nostro fronte durante la Prima Guerra Mondiale. Questa guerra mi ha tolto tutto, lasciandomi solo la paura, ma lassù hanno bisogno di noi. Alcune sono ancora bambine, altre già anziane, ma insieme ogni mattina corriamo ai magazzini militari a valle. Riempiamo le nostre gerle fino a farle traboccare di viveri, medicinali, munizioni e ci avviamo lungo gli antichi sentieri della piena giorni. Ripariamo per ore per raggiungere il fronte. I cecchini nemici ci tengono sotto tiro, ma noi cantiamo e preghiamo mentre saliamo con gli scarpetti ai piedi. Ci aggrappiamo agli speroni con tutte le nostre forze, proprio come fanno le serre alpine, i fior di Locca. E con questo trafiletto tratto da Fiore di Roccia di Ilaria Tutti facciamo un grande applauso alla contrada di Cente. Eccoli là, un bel ricordo storico per il nostro passato che non si dimentica, anzi si mantiene e rimane nei cuori di tutti. Questo alpino, sentiamo da che brigata, da che compagnia arriva questo nostro alpino con la penna. Ah, vedi, la penna nera! Quinto, incredibile, bravissimo. E lei, portatrice dei nostri pensieri, delle nostre immaginazioni? Al quinto anche lei, sono tutti dal quinto. Bene, allora, cara giuria, non quinto tutti, vi raccomando, fate la vostra, il vostro gioco e quindi la votazione, prego Gaia. Vado, allora un bel 5, un 3, un 4, un 3 e un 3. Un attimo che controllo se la Marisa ha la penna. No, perché è sempre il 3, è incredibile. Sembra che il 3 è il numero così. Molto bene, facciamo un caloroso applauso per salutare la nostra terza contrada. Bravissimi. E prepariamoci ad accogliere la quarta, la contrada di Vile. Abbiamo Luigina Durighello insieme ad Adam Kraigero. Lei ha 18 anni ed è una studentessa del Gordani, Sistemi Informativi Aziendali, il cui hobby è camminare in montagna. Lui invece, Adam, ha 19 anni, è latoniere e il suo grande hobby è il trial, il suo grande amore, forse più grande di quello che prova per Luigina, ma insieme alla Gerla porta lo sci insieme alla Gerla ci racconta del suo grande amore anche per lo sci e l'alpinismo. La Schmidt, signori, un applauso per questa emozione grande. Era la Gerla troppo grande probabilmente e la donna troppo bella per poter riuscire a spaccare la legna. Avvisa me Celentano, alle compagni. Il nostro Celentano qui della serata del Palio da Sierogio 2022. Ci facete domandare il grappino, vedete che un buon grappino ci vuole. Prima dell'alpino adesso sono arrivati con il grappino, giusto? Claudette, cosa dici Claudette? Claudette non dice niente, Claudette guarda, osserva. È buono? Andiamo a domandare se c'era un bevuto, perché non si fidinga qui, Un attimino che vediamo. Non voglio disturbarli, è un momento magico, è un momento, come si dice in show, catartico, hai capito? Allora sentiamo che cosa ha assaggiato, che cosa la sua bella dolce donna ha dato a lei in assaggio. Gasolio, vedi gasolio, all'uvur burgià, io ho detto alla Segnes, all'uvur burgià, non stai attori da bevere Segnes. Eccoli là, un applauso, ma soprattutto a questa mega gerla personalizzata, ci sta giusto bene, Chiara, veramente. Eccoli là, di Vile qui con noi. Per fortuna che non abbiamo fier nulla. No, per fortuna, sembra di fatti Saverio. E tutti sei stretti che si informare. Allora, eccoci, abbiamo un 3, un 4, un altro 3 e un 4. Bene, il risultato finale, ma se ti conti, io non sai fare i conti. Io con la matematica non sei bravo. Vediamo,
facciamo i conti? No, non si dice, non vuole dire. No, Ah, che non si dice? vendete presto. 19, ormai va di moda quest'anno il 19, vai dietro. Dicevi se hai visto? No, si può dire cosa, non sono timidi. Bravissimi, vai Mile, bravissimi. Facciamo un ultimo applauso a Mile mentre applausissimo. accogliamo la contrada di Somaville insieme a Elisa Pesamosca Eccoli e là. Manuel De Crigni. C'è un tipo da stadio mi sembra, per questa Somaville. Lei ha 33 anni, è barista al Dolce Vita di Sutrio e il suo hobby è la creazione di torte pannolino e oggettistica per nascere. Lui invece ha 36 anni, è artigiano edile e maestro di sci. Il suo hobby sono le creazioni in legno di vario genere, come per esempio lampade o tavoli, ma come potete vedere non sono da soli neanche loro. Insieme a loro sfila la piccola Mael, la loro figlioletta. Eccoli là, bellissimo questo momento, anche loro di sport, di serenità familiare, ed è quella piccola. È una promozione che vogliamo farvi per la zoccola, venite a sciare sul zoccola, no? Venite a sciare sul zoccola, ma non con che scio qui, ma troppo secoliano che scio qui. A vonda. No, a vonde secoli, hai capito? Hai capito tu che non conosci il friulano? Ma questi che sci sono particolari. Ma per dire di fondo. Ma per dire, non sono ma per dire di fondo, però hanno degli attacchi incredibili che noi non vorremmo provare, però ci fidiamo sulla parola. E venga la piccola, come si chiama? Oh, come un soldatino. Riposa. Come ti chiami piccolina? Mael! Un applauso a questa Mael incredibile! Eccola lì! Anche tu non sai come si chiama, ma no. Allora, 4, 5, 5. È vero che abbiamo già vinto negli anni passati. Bravissimi, lei è stata già missa, lei ha già dato, ma potremmo ancora dare, beh, giovane, questi giovani, questa bellezza. Si saluta la contrada di Somaville mentre facciamo entrare la contrada di Nauline. Prego Karin e Thomas. Qui abbiamo Karin Buntel e Thomas Orti. Lei ha 20 anni, lavora nell'ambito dell'edilizia e fa la barista e il suo hobby è lo sci di fondo. Lui invece ha 26 anni, lavora in un'azienda di lamine per segherie e il suo hobby è la meccanica. Il cane sta dicendo, ma dov'è che mi portate? Ma cosa mi fate fare? Ride. Per fortuna che è un cane, un coyote. Voce fuori campo, si entra, si sente un qualcosa, poi esce velocemente, ci lascia lì in incognito. Vediamo la giuria veloce, cosa dice? Allora la giuria dice un 4 e 5. Bene, per un totale di... Non si dice. Grazie Nauline, passiamo Alla prossima contrada, la contrada di Flash. Allora, c'è qualche esperto in matematica, lei? No. Giorgio lascia stare, dottoressa, lei è esperta in facciamo matematica. un applauso alla contrada di Place con Rossana Concina e Luca Kraigero. Era il fans che li portano qui al centro della sfilata e il Chiarucci. Lei ha 15 anni, frequenta l'istituto clinico biologico di Tolmezzo e il suo hobby è coltivare ortaggi e allevare animali da cortile. Lui invece ha 16 anni, frequenta l'Isis Candoni a Tolmezzo e il suo hobby è il viaggiare e, come suo fratello che ha sfilato poco fa, il trial ovviamente. Ecco che ci fa una dimostrazione di come si usa la falce. Ma sento le robe, e quella lì ha una zucchina, un zucchino. Ma col bambino incredibile! Ma è acceso un zucchino? Mi regalano un zucchino, uno di quelli lì. Ma guardate.
che bel zucchino che mi ha regalato, attenzione, non state a ridere, non state a fare illusioni particolari, me l'hanno regalato per fare il minestrone e non altro. Grazie. C'è piace Bianca, ma va di moda. Tu hai spinto nel Senti, ogni no con Palator. qua è incredibile. No, non lasciatemi dire tutto. Allora, dimostrazione di falce e di utilizzo di falce, di falcetto, e con il carrellino della spesa, con i zucchini. Ecco, anche È un vero applauso. Giulia, allora, tenete conto del zucchino, del zucchinone, mi raccomando, tenete conto del zucchinone. 5, 3, un altro 3 e un 4. Dai, andiamo. Grazie, scusi, ma il piccolo come si chiama? La voce. Filippo! Bellissimo Filippo, un applauso alla New Generation qua della Carnia. Facciamo un grande applauso a Filippo, Luca e Rossana e prepariamoci ad accogliere l'8ª contrada, cioè quella di Casali. Scusate, sono la voce fuori campo. Volevo sapere perché il giudice numero 1 vota sempre 5, grazie. Ma di qual bande? Destra o sinistra? Il primo. No, a destra. Prego, vai. Qui abbiamo Valentina Unfere insieme a Paolo Forgiarini. Lei ha 24 anni, è una studentessa di scienze della formazione primaria e il suo hobby è la lettura, ascoltare musica e praticare orienteering. Lui invece ha 33 anni ed è un operaio, più precisamente è il tecnico spina da birra, e il suo hobby è il calcio oltre che il canto con la corale. Bellissima coppia con delle caratteristiche particolari che andremo a scoprire adesso, perché ieri capisce che l'hai picchiata in quarta torre. Allora facciamo così, intanto tutto rende sta capito, al guardatore io se la giuria è pronta. Vai. Loro portano il ferro da stiro con riscaldamento a brace, a piastra roventata e inserita E invece all'interno, questo cos'è? e il posta orzo e il caffè. Costa orzo, e come funziona? Scusate, no, perché come funziona? Scusate, no, perché bisogna capire anche come funziona. Si mettono i chicchi di caffè dentro questo strumento e si fa scaldare sul fuoco. Perfetto, benissimo, senza corrente, quindi risparmiamo, vedete il risparmio dov'è? Vai con la giuria. Allora un 3, all'unanimità. 15. Facciamo un applauso a Casali che lascia il posto alla contrada di Somprà. Non piace il caffè. Prego. Somprà? Qui abbiamo Martina Di Centa e Luca Rossi. Lei ha 22 anni, è carabiniera sportiva della nazionale italiana di sci di fondo, ama disegnare, dipingere, leggere, guardare film e serie tv, mentre lui ha sempre 22 anni ed è studente di osteopatia e anche cameriere di catering. Ama anche lui leggere, studiare, guardare film e serie tv, oltre che correre. Loro ci portano il rastrello con la gerla, il vagan, il contenitore del latte e il tombolo. Li vedete pronti per andare in stalla, ma mentre aspettano che il fieno si asciughi, di sicuro non stanno con le mani in mano. Quindi lei si diletta col tombolo mentre lui prepara il rastrello con cui allestirà il fieno per le mucche che lei monterà. Ecco, ha dato anche dimostrazione di come si usa il rastrello. Vediamo la giuria cosa dice di questo rastrello e di questa coppia. 4 e 4. Facciamo un grande applauso anche a Somprate e ci prepariamo ad accogliere la 19, prossima Accogliamo coppia. la 10ª contrada.
contrada, la contrada di Sudri con Gaia Clemente e Gabriele Morassi. Eccoli che arrivano! Un applauso a questa contrada di Sudri! Lei ha 22 anni, è gastronoma e il suo hobby, quando le abbiamo chiesto quale fosse il suo hobby, lei ci ha risposto più o meno così: di falor tenente insomiati, ma di là torco gli amici, mai dicemente assi. Una buona massima, quella che ci regala Gaia, mentre Gabriele ha 26 anni, è operaio edile e il suo hobby è fare lunghi viaggi in moto con la sua zavorrina. Quando gli abbiamo chiesto cosa fosse la zavorrina, lui ha risposto: la Somurose. La serenata doi voi son da steli, tu ne vuoi più come un buon e anche tu mi stai bene. Finiavi la serenata, no? Finiavi la serenata. Dica, la Giulia, un attimo. C'è qualcosa, è un gossip. La giuria vuole capire perché potrebbe influire il dato della giuria, voleva capire se sono fidanzati o se sono in un momento occasionale di show business per la nostra serata grande, fantastica. No, fidanzati. Fidanzati! Adesso qua non stiamo a fare i furbi, giuria, un attimo che sono concentrati. Tenete conto di tutto, della performance anche, della voce fuori campo, che non ha detto niente, si è perduto. Si è scelta anche in intimo perché... Allora, anche noi. Un 3, un 4, 2, 3. 16 punti a questa Facciamo un grande applauso a Sudri. Sì, no, 2, 3, intendevo 2 volte il numero 3. Eccoli là, questa bella coppia di fidanzati. Siamo quasi arrivati alla fine, siamo alla penultima contrada, l'11ª contrada, cioè quella di Ciurciuvint. Oh Andrea! Con fisico mozzafiato. Ma siamo di sopra o di sotto? Incredibile. Facciamo un applauso a questi coraggiosi ragazzi. Siamo di sopra o siamo di sotto? Facciamo un applauso a Naomi De Cilia e a Gabriele Zanner. Lei ha 22 anni, è barista e il suo hobby è l'equitazione con alpinismo. Lui invece, Gabriele, ha 23 anni e il suo hobby è l'alpinismo e la caccia. Gli accessori che portano sono il ferro da stiro, la pipa e il ferraglio. Amico Coyote, secondo te sono di censimento di sopra o di sotto? Forse lei è di sopra e lui è di sotto? Non si sa, io direi che è meglio che lui fosse sopra e lei sotto, ma comunque non si sa, anche la piccola Bianca di 2 anni. Mancava la nostra carissima Matilde con le ultime informazioni e allora chiediamo a questa giovane coppia, avete questo qua, che fisico possente, l'uomo dominatore dell'universo e la donna dolce, gentile, simpatica, allegra. E senti come si chiama questa dolcezza? Bianca, la piccola Bianca che ha 1 anno, cos'ha? 2 anni la piccola Bianca. Un applauso a questa bella coppia, vediamo adesso la Giulia, come osa! Vedete, ha toccato le donne per il fisico e gli uomini per la portatura, come si dice portatura? Portamento, bravissima Matilde che ha fatto la scuola alte, grazie. 4 e 5. Quindi Sei veramente coraggioso. bravissimo, il piede all'um, e se no se va la secca bacchia restina no. Facciamo l'ultimo applauso a questi ragazzi mentre soprattutto la piccola Bianca, mentre ci prepariamo ad accogliere l'ultima contrada di questa sera, cioè Escono con la quella pippa del nonno. vincitrice, insomma, quella dell'Ursula Tausi. Abbiamo visto voi di preparare Tausi, incredibile, sono arrivati giù dall'alta montagna, non siamo montanari, siamo ormai cittadini
cittadini, lei ormai che vive in città, studia, l'università, si fa incredibile, medico, vuole fare il medico, vuole tagliare tutti, bisturare tutti, è una cosa incredibile. Lui invece, lui invece è banconiere in macelleria e il suo hobby è la cucina, oltre ai motori e le macchine. Allora, per chi non lo sapesse, Giorgio è di New Schuletaus. Ecco, allora quindi senti, questa è la sua e quindi un applauso alla nostra contrade, forza! Allora, sentite, questa veramente sarebbe una bella coppia, perché lui macellaio, no? Macellaio in macelleria, lei macellaia in sala operatoria, sarebbero perfetti, una bella coppia, no? Se manca qualcuno arriva l'altro e bevono anche! E come sul slow. Abbiamo finito il tempo anche per gli Schuletaus. Mangiano, quindi guardiamo anche questi aspetti, cara giuria, osserviamo gli aspetti importanti anche dello show business, del momento che si proietta, diciamo, questa sera qui, questi due bei ragazzi che sfilano per la contrade di New Schuletaus. Eccoli là, un applauso, fate un applauso, tirate, insudate, energia a questa piazza. Vediamo, eccoli là, forza. Un 4, un 5, un 5, un 3 e un 4. Molto bene, 35, bravissimi, grazie, vai Rita Morocutti, eccola lì. Sì, su dai, 35, 42. No, 42, sono i primi, incredibile. Allora Giorgio, È successo tutto in un attimo. Sì. Dica. Bene, allora le facciamo rientrare tutte, quindi tutte le coppie si posizionano qua, perché di queste 12 coppie passeranno in finale solo 6. Prego! Vai Cleulis con le chiarutte! Oltre che arrivano piano, dai da mangiare che piare, che sono ben. Eccoli là, piano, perché l'animale ha bisogno dei suoi tempi tecnici. Venite cari, venite. Fate un bel giro, con calma, intanto abbiamo tempo. Bravo, fate un bel giro. Senta, sopra o sotto? Sotto. In verità non ne abbiamo molto, Fate un bel giro, eccoli là. Allora abbiamo il modello Capretta 2022. Ora abbiamo lo sci con lo Zoncolan. Vedete che quanti temi, quante tematiche ci sono stasera qui al Miss il Biele. Prego, l'Alpino con noi, Miss Palio e il Soviel. Ecco, sempre la voce fuori campo ogni tanto. Bene, Cleulis, fermatevi pure di qua, vi mettete di là della passerella tutte assieme. Un attimo che la Gaia sta dando le coordinate per mettere in pratica le coppie in modo che si possano vedere, si possano osservare a 360 gradi. Ha fatto molto bene Gaia, sì, molto bene. Possiamo procedere? No, a me piace vedere girare la gente, ecco, osservarla in tutte le maniere, in tutti i Facciamo modi. andare tutti così. Avanti, forza, eccoli là, molto bene, fatevi vedere, fatevi osservare, soprattutto da questa giuria, ecco, gli occhiali attorno, gli occhiali amico, eccoli là. Mi raccomando, non comprimetevi troppo perché siamo ancora in zona Covid, quindi tenetevi un po' distanti, molto bene. Eccoli qua, la giuria vuole andare a dare un'occhiata più nel dettaglio. Volete andare a dare un'occhiata più sul dettaglio? Perché se avete, non lo sai, dipende dalla Gaia cosa vuole fare. Eccoli là. Volete una birra? La giuria ha detto che vuole una birra. Portate una birra a questa gente qua disperata. Allora aspettiamo. Eccoli là. Aspettiamo, avete visto? Abbiamo anche noi il controllore, diciamo l'Excel che ci darà il conto esatto
di chi vince? Chi vince? Bene signori, abbiamo fatto i nostri conti e quindi ora vi diremo i nomi delle contrade che hanno passato la prima selezione. E direi che le contrade che hanno passato la prima selezione possono salire sulla pedana, così i nostri spettatori riescono a vedervi bene. Al sesto posto abbiamo la contrada di Pardaul. Sulla pedana, molto bene. Al quinto posto invece la contrada di Cleules. Prego, prego, salite pure sulla pedana. La chiaruta ha qualche difficoltà. La capretta messa. Oh. Momento magico. Mentre Cleules sfila, al quarto posto si posiziona la contrada di Naunine. Vai Naunine! Un applauso a Karin e Thomas. Oh, questa era meglio, spagnolo scalpito io. Dai, faccio io! Che sei? Faccio io il tipo! Bravissimi! È arrivato il momento del podio e quindi andiamo subito al terzo classificato che è la contrada. Attenzione, podio provvisorio, tutto da Proprio deciso. provvisorio, certo, perché dopo ci sarà una seconda sfilata che deciderà i veri vincitori. Ma al terzo posto di questa prima selezione abbiamo Liu Shul. Bene, avete paura, eh? Vedete, la giuria ha avuto paura. Mi aiuta all'ospedale, chiatti la Rita e è eliminata. Brava Rita, brava la nostra Rita, la nostra Oressa. Secondo classificato della prima selezione è la contrada di Somaville. Nella serie a volte ritornano, A classificarsi primo. a volte ritornano. Alla fine di Siamo qua, siamo qua anche se la luce. Vada, prego. a posizionarsi primo di questa prima selezione è la contrada di Ciurciuvin. Un boato avvolge tutta la piazza per questa coppia intrepida che non ha paura del freddo dei 12 gradi di Paluzza perché abita a Cercivento. Andiamo di Marco. Benissimo. Io direi un super applauso a Ciurciuvin. Bravissimi. Un applauso a tutte le altre 6 coppie che hanno partecipato e sono state bellissime e bravissime. Potete uscire, intanto vi ringrazio. No, ma fate il giro, cari. Non stetta la via così come Ilaris, eh. Allora fate il giro, fatevi vedere. Un applauso a queste coppie perché nella vita è importante anche partecipare, perché se non si partecipa non si riesce a creare e a fare niente. Invece con questa gente, questi ragazzi, siamo riusciti anche a creare questo momento, questa atmosfera e quest'ora passata così assieme, in compagnia, in allegria e con tante belle ragazze e tanti soprattutto bei ragazzi. Allora adesso facciamo un minuto secco di musica a bomba e poi ripartiamo. Un minuto! Sorry, just quickly.
Siamo pronti! Siamo pronti per la finalissima. Le 6 contrarie che si sono qualificate per la fase numero 2 sono pronte per ritornare velocemente in pedana e poi ragazzi dobbiamo aspettarci le premiazioni e poi ci sono i fuochi di artificio. Andate via, siamo qua per voi. Vai Gaia! Vai, siamo pronti, allora velocissimi, senza distrazione, facciamo entrare la sesta classificata che è la contrada di Pardaur. Oh, Pardaur! Vediamo se ci ricordiamo il nome. Dai che arrivano con la coppa. La coppa? Ah, la coppa! È la coppa del nonno, cos'è? Con Pardaur abbiamo È la Anna Dotto e Matteo la Negri. Supercoppa! Cosa ha fatto Matilde? Scusa che ti ho interrotto. No, dicevo quali erano i loro nomi. Presentavo di nuovo la nostra Anna e il nostro Matteo. Eccolo là, il ragazzo, il Insieme al piccolo giovanotto, Sebastiano. il nostro Sebastiano che ha vinto la coppa alla gara di Slittino dello scorso anno. Eccola là, coppa grandissima, più grande di lui. E adesso si riparte, si torna indietro. Adesso mi raccomando la giuria, cara giuria, mi raccomando cancellate il numero di prima, se no si perché? Guarda, Abbiamo la giuria. forza giuria. Bene, 5, 2, 4, 3, 4. 6 non esiste. Il punteggio massimo è 5. Ringraziamo la contrada di Pardaur. E richiamiamo in piazza la contrada di Cleules. Ritornano in piazza Giorgia Puntel e Matteo Maniotto. Eccola, ritornano da Cleulis, da lontano Cleulis per fare l'ultimo giretto, l'ultimo momento con il rastrello, con i petali, lanciapetali in giro per la piazza. Questi in pratica si fanno il giro, guardateli, sono un po' emozionati, ma la capretta è più emozionata di loro, avrà bisogno di fare i bisogni, lasciatela attendere un attimo. Niente da fare, non ho più voglia di camminare, hai stracche. Brava, bravissima. Ecco che anche la giuria è di nuovo pronta, allora Pronta giuria? un 3, un 3, un 4, un 5 e un 3. Allora vi chiediamo di mettervi lì così dopo siamo già pronti. Eccoli là, Bravissimi. così. Mentre ci prepariamo a riaccogliere in piazza la contrada di Naunine. Forza la contrada di Vi Naunine. facciamo un applauso a Karin Puntel e a Thomas Orchi. Eccoli che arrivano con un mini Gran San Bernardo, ci careggiano. Dai, forza! Vai d'accordo con le chiare. Lo sai, tenilo lontano e chiare perché sennò qua stasera succedono di tutti i colori. Eccoli là, è un da farsi a tenere fermo il cane, però vediamoli, però anche bravo, bravo, si ferma, capisce tutto. C'è il nastro al Wessusta. Bene, ecco qua questa terza coppia finalista qui dal palio, dal Biele del Biale. Votazioni! Sono pronti i nostri giudici con un 3, un 3, un 4, un 4 e un altro 4. Bene, allora congediamo anche questa coppia. E ci prepariamo a riaccogliere per la grande gioia di Giorgio la contrada di Ursule Tausie. Eccoli là, Ursule Tausie che si presenta oggi con un po' di fieno, il rastrellone e con questi due bei ragazzi, giovanotti, molto giovanotti. Lei naturalmente ricordo la Rita Morogutti e lui è Paolo Rabatto. Studia, deve diventare dottoressa, deve andare giù dove c'è
Silvio, ve lo vuoi mangiare il coyote? Insomma, eccola là, in sala operatoria, bravo, in sala operatoria. Infatti l'altro ieri il nonno ha flagellato il maiale, lei era lì contenta a controllare, vedere se era tutto bene e conoscere come è fatto, insomma, il genere non umano, il genere in generale. Pronti Giulia? Un 3, un 5, un 3, un 3 e un 5. Benissimo, fate i conti. Prepariamoci a Digitalizzate su la prossima contrada, che è la contrada di Somavile con Elisa Pesamosca e Manuel De Crigni, e con loro, ricordiamo, c'è sempre la piccola Maella. Rita Bencà. Eccoli là, sciatori, lui di libera e lei di fondo, e la ragazzina corso accelerato. E ho visto potrebbe successi, hai visto il team che le uscito? Il tempo di stasera potrebbe portare a ghiacciare, quindi loro si sono portati avanti, bravissima la coppia, bellissimo l'abbigliamento, anche gli scarponi non sono male. Di alti livelli ha detto che sono incrodoliti, ha capito? Quindi Voce del verbo sta attento. Eccoli là, attenzione a giuria, pronti? 4, 5, 4. Bene, adesso Prepariamoci ad accogliere l'ultima contrata. L'ultima ai nostri coraggiosi e non pericolosi ragazzi di Ciurciuvin. arrivano dal lontano Naomi De Censimento, Cilia e Gabriele Zanier. dal lontano Censimento con l'orologio che segna mezzanotte, l'ora dell'amore, l'ora dell'entusiasmo, dello spasmo, dell'allegria. È un momento intimo, catartico. Eccolo là, mezzanotte, segna sempre, per l'uomo segna sempre mezzanotte. Come dai Giorgio, prendete la frutta, la via de Bianca. Credetemi, è la donna che non segna mai mezzanotte. Signori, eccola questa bellissima coppia. Un bacio per riscaldarsi e un bacio per fare l'ultima passeggiata in questa nostra. Vediamo un attimo, la Giulia stanno litigando. L'ultima passeggiata qui per voi, per tutti noi. Attenzione, signori. La giuria è molto. La giuria non sa cosa fare, vai. Sì. Allora, 5. Vedete? Tutti 5. Un super applauso. Allora, vi mettete anche voi lì vicino ai vostri amici. Benamente si prepara la premiazione, la proclamazione di Miss Palio del Sofiel 2022, prima gara, prima esibizione del Palio 2022, 36esima edizione che domani avrà il suo corso. Vi comunichiamo che ritardiamo i fuochi d'artificio di 10 minuti, siamo un po' in ritardo, quindi abbiamo tutto il tempo per fare la preparazione, la premiazione ovviamente, e quindi poi dobbiamo sistemare la sicurezza e quant'altro, quindi ripasso la parola per la premiazione e i fuochi d'artificio alle mezzanotte e 10 minuti. Eccoci, e allora Matilde si avvicina a me. Attimo, un momento da donna. Teniamoci distanti, se no. La giuria è terribile. Ha già scelto la giuria. So già. Una giuria comprata dall'inizio. Bene signori, siamo pronti ad acclamare i vincitori della sfilata di Miss Palio il Sofiel del 2022. Al terzo posto, sì. Cari, chiediamo a Somavile di spostarsi un po' più in là così siete ben visibili a tutti, anche Naumine.
posto si posiziona la contrada di Bravissimi! Facciamo un applauso di nuovo a Rita Morocuti e Paolo Rabasti. Una sfilata su. Dai, ultimo giro, dai, poi rimanete su che arrivano anche gli altri. Al secondo posto della sfilata di Miss Palio e Sobiel si posiziona la contrada di Somalie, grandi! Facciamo un applauso a Elisa Pesamosca, a Manuel De Crimis e alla piccola Mael. E soprattutto perché è una bellissima famiglia. Forza anche voi una sfilatina su! Eccoli là! Così li vediamo ancora per una volta nel loro splendore. E adesso È arrivato il momento di chiamare sul palco anche il primo classificato, la contrada vincitrice del sfilata di Miss Palio. Bravissimi, un applauso! Vincono la sfilata di Miss Palio Sobiel del 2022 Naomi De Cilia e Gabriele Zanier. Forza! Eccoli là! Bianca. Foto di gruppo! Un super applauso a queste coppie, le ringraziamo tutte per essersi messe in gioco, ringraziamo la nostra super giuria. Giuria da 10 Adesso a voglio 9 sapere i dicono. nomi, serve. No, non sta domandando, per l'amor di Dio. Nome e cognome. Stiamo evitando. Dai, È una giuria. niente? È una Dobbiamo giuria. sapere anche da dove vengono. È una, Abbiamo paura di ripercussioni. è una giuria anonymous. Siamo imparziali, dice, quindi non voglio risposte. Sono timidi questi giudici. Sì. Facciamo un applauso anche ai giudici, dai! La più bella giuria che il Palio potesse avere in questi 36 milioni di anni. Eccoli là. E li riconfermeremo anche per la prossima anno, 20? 20 per i presentatori, grazie. Lo sapevo, grazie, lo sapevo. Vi È faccio così. un accenno anche a quelli che sono i premi, perché non li abbiamo letti, ma la prima coppia ha vinto una cena. Urco. Soltai. A 10, una cena a 10. A 10? A lume di candela, no? A base di pesce. A 10, il pesce di 10. Pesce 10, famosissimo in tutto il mondo. Bene, grazie mille, potete uscire così intanto riusciamo a predisporre la piazza per i fuochi. Grazie a tutti per questo momento qui al Palio in questa serata. Ci aspettano i fuochi d'artificio e buon Palio per domani. Grazie al nostro mitico. Milioni di anni di musica, milioni di anni di intrattenimento. È sempre giovane, a non scroppe mai.